Buongiorno a tutti e ben ritrovati e ritrovate per questo nuovo episodio di A come puntini puntini. L'ospite di oggi è Titi De Plano, una carissima amica che ha lavorato per tanti anni nel settore assicurativo, ma che ha una grandissima passione per le carte, i tarocchi, l'antroposofia. È una persona speciale per me e che sicuramente avrà molto da raccontarci. Quindi buona visione, buon ascolto e sigla! A come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Ciao bello, vuoi bello un caffè? No, non fa? Non fa? Dopo sì. Come stai? Bene. Che bello vederti dopo un Reciproco. sacco di tempo. Allora, Te lo metti questo? che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Anche qua va. No, forse è meglio qui. Qui? Sì. Cosa può essere? Come non lo sai? Cos'è una cosa che si attacca qui, che si attacca lì? Microfono? Mm, Un microfono, cosa Ti va bene? Dipende. Tutto quello che dirai sappi che è una cosa che verrà data al mondo. Quindi se ti va Al bene... mondo? Al mondo, piccolo, grande, all'universo, lanciate. Quindi non dire cose che non vuoi che si sappia, ovviamente. Quindi ti sto avvertendo E perché mi stai intervistando? perché sto facendo perché sto intervistando te? Sì. Perché sei una bella persona. E vorrei che venisse fuori qualcosa di bello da dire agli altri. Da Dai. dire fra di noi, ma anche agli altri. Ah, Ti però. piace l'idea? Sì, Ho già fatto altre, sempre Dai. con questo effetto sorpresa. bellissimo. Ti piace? Sì, io lo sai che sono molto timida e Ma quindi no, ma rischio. facciamo una chiacchierata. Vabbè. Spero di tenerti. Ma poi tu puoi tagliare eccetera oppure è No, tutto mi piace così? l'idea di fare rec, stop. Ok, Nel senso che non faccio montaggi. certo. Certo, se a un certo punto non lo so, no, spegni il telefono così non ti arrivano nemmeno telefonate, se puoi Sì, farlo. certo che Tanto lo non stai posso più fare. lavorando. Sono Ma libera. che bello! Dai, Ma che bello! bellissimo. È un'altra dimensione. Minchia. È un'altra dimensione ed è come davvero se avessi scontato una pena. E poi è ovvio che ognuno di noi ha il modo di vivere, di considerare le cose, no? Che Mhm. poi determinano come lo vivi, ma come sai il mio lavoro non era un lavoro che io amavo tantissimo, nel senso che non era proprio nelle mie corde, sebbene devo essere grata a me stessa per essere riuscita in qualche modo a renderlo piacevole, perché ci ho infatti. messo una parte di creatività che mancava e quindi sono riuscita poi a dargli una forma umana e mi è piaciuto molto questa cosa. Tuttavia, finendo di lavorare, mi sono resa conto che non ero più affine a quel mondo e quindi Un era mondo balordo, molto particolare. era Quello giusto. assicurativo. Sì, lo quello diciamo in generale. in generale. Poi tutti i mondi sono più o meno uguali, le dinamiche sono sempre le stesse, però io sono felice di averlo abbandonato e soprattutto mi sembra ancora incredibile che io prenda soldi senza fare nulla. Si chiama pensione, hai versato un botto di contributi, Sì, l'azienda per sì, te è chiaramente, vero, ma questo erano è soldi vero. tuoi. E nonostante ciò, di Ti come? pare Senza strano? lavorare, non è possibile. Bellissimo. Però è molto piacevole questo. Poi ma sto registrando, no? Sì. Ah, ok. No, vabbè, la tua vita privata, di quello che ti pare, non dire niente, non è un problema. No, vabbè. Poi ne parliamo di quell'ultimo, Sì, di quel certo, secondo aspetto. certo. Che mi è piaciuto molto che non me l'hai scritto, comunque. Ah, ok. Molto contento. No, parliamo di Sì. di quello che adesso fai o che facevi prima, che a me Sì. piace molto, mi piacerebbe parlare di questi aspetti, cioè del fatto che tu lavoravi ovviamente, facevi le tue
le tue ore giornaliere, ma poi hai coltivato per tanti anni una grandissima passione, o tante grandissime passioni. Diciamo che quando ho iniziato a lavorare, rendendomi conto, io sono molto curiosa, rendendomi conto che la mia curiosità non era totalmente appagata dalla mia professione, perché la trovavo limitante, ho iniziato a prendermi cura della mia parte più spirituale o personale. Questa parte qui, che richiede un grandissimo lavoro, è stata interessantissima perché mi ha fatto crescere tantissimo. Crescere? Mi ha fatto, sì, moltissimo. Io sono sordo, te lo ricordo. Davvero? No, non me lo ricordo mai, no. Sono uno schifo. Mi ha fatto crescere e mi ha portato dentro una realtà diversa, e tutti i passaggi che ho avuto sono stati straordinari. La gente non capisce come io, che ho perso la mia gemella, un legame fortissimo e così importante della mia vita, com'è che sono riuscita a superare questo lutto, che è stato drammatico, lo ammetto in alcuni momenti, però riuscire a superarlo e riuscire a ringraziare mia sorella tutti i giorni per ciò che mi ha portato, e lo devo esclusivamente al lavoro che ho fatto su di me. Come si inizia questo lavoro? Cioè, ti ricordi qual è stata la prima cosa che hai fatto, il primo libro che hai letto, la prima persona che hai conosciuto? Non lo so qual è stato il motore. Sì, in questo senso devo dire che la mia gemella è stata maestra anche di vita. Che lei era già appassionata? Lei era già, sì, lei aveva studiato medicina tradizionale cinese, era laureata in giurisprudenza, poi ha fatto medicina tradizionale cinese e poi faceva massaggi, ma faceva molto altro. E devo dire che tutti e due già da piccole abbiamo avuto, come molto spesso capita nei gemelli, delle esperienze extrasensoriali. Bello. Quindi eravamo già dentro un mondo che era nostro, che era molto particolare e che era dentro un linguaggio nostro che nessuno conosceva. E poi piano piano l'abbiamo sviluppato, con lei che mi sollecitava proprio a vedere questa parte spirituale attraverso corsi, attraverso letture, però devo dire che io non so perché da piccolina amavo tantissimo, anche a 8-9 anni, chiudermi in camera e meditare. Non sapevo cosa stessi facendo, davvero? Però sentivo che mi faceva bene. Poi è successa un'altra cosa: a 17 anni un fratello ha portato in casa un libro di Rudolf Steiner, L'iniziazione, e io l'ho preso in mano e ho letto la quarta di copertina, l'ho guardato e non ci ho capito neanche una parola, però dentro di me ho detto libro a 17 anni, 17. Questo libro mi interessa, questo mondo mi interessa, iniziazione, non sapevo cosa fosse. E quindi poi ho lasciato stare, finito gli studi, e poi Lucrezia, ho fatto un nome, vabbè, mia sorella quando avevamo più o meno 25-26 anni mi ha proposto un corso di Louise Hay. Louise Hay. Louise Hay è una americana che è morta qualche anno fa, che ha portato il concetto del pensiero positivo, e ho fatto proprio un corso con delle persone meravigliose, e quello è stato il primo impulso che mi ha fatto capire che oltre quello che io stavo vivendo in quel periodo c'era molto molto altro, e quindi sono entrata in questo percorso di altri momenti di ricerca personale, e poi dopo diversi anni ho incrociato casualmente Rudolf Steiner nuovamente, ed è stato amore a prima vista, e poi ho continuato insieme a lei a fare questo percorso antroposofico. Cos'è l'antroposofia? L'antroposofia l'ha portata nel mondo Rudolf Steiner, che è questo filosofo. Definire filosofo è riduttivo perché è un personaggio grandioso,
che ha scritto di tutto, ha parlato di tutto lo scibile umano, e lui intendeva con l'antroposofia portare lo spirituale che è nell'uomo, collegare lo spirituale che è nell'universo allo spirituale che è nell'uomo. Quindi in questo senso lui appunto dice l'uomo fa parte del cosmo, siamo spiriti incarnati nella materia e non siamo corpi e basta, A sé stanti. a sé stanti. E il mondo antroposofico è davvero un universo bellissimo, che ti porta molto lontano, ti fa vedere un'altra realtà che noi in questo momento difficilmente concepiamo, soprattutto in un momento così materialista come quello che stiamo vivendo. Già. Però oltre a questo c'è stato un momento particolare dove per esempio mia sorella è andata e ha conosciuto una persona che si occupava di arcani. Arcani. Gli arcani, che sono diciamo i 22 simboli o codici dei tarocchi, che sono molto di più anche in questo caso, e che sono un vero percorso di iniziazione, veramente interessante, molto molto interessante. E che quando, cioè lei ha conosciuto questa persona ed è successa una cosa, posso raccontarlo, un episodio molto interessante. Ma certo. Perché quando lei è andata via, era molto malata, una sera lei mi ha detto come mi vedi? E io in quel momento vedevo un bozzolo con dentro un bruco che doveva diventare farfalla. Questa è stata l'immagine che Hai per avuto tutta... proprio una visione, Sì, in quel senso. e gliel'ho detto. E lei mi ha detto, ah che bello, mi sento proprio così. Davvero. E io ho portato dentro di me questa immagine con grande dolore, perché sapevo che la trasformazione richiedeva senz'altro, come dire, un passaggio di soglia, e quindi l'andare di mia sorella su un altro piano, e non riuscivo a contenere dentro questa possibilità. Però quando poi è mancata, la persona presso la quale lei andava a lavorare sugli arcani è venuta in ospedale, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: hai visto? Adesso è diventata farfalla. Ma tu non la conoscevi? No, non l'avevo mai vista. Ma stai scherzando? Pazzesco. E mi ha detto: cercami se hai voglia. E io per alcuni mesi non sono riuscita a cercare nessuno perché il dolore era lancinante. Ma poi, passati diversi mesi, ho pensato che tutte le persone che avevano avuto a che fare con lei potevano essere utili per lenire il dolore, ma soprattutto questa persona che mi ha detto una frase che mi ha scioccato. Certo. E quindi l'ho rincontrata, sono andata a casa sua, abbiamo fatto dei lavori, mi ha parlato di lei e ho iniziato il corso, e così ho scoperto questo percorso meraviglioso. Quindi hai iniziato con lei? Con lei ho iniziato il percorso dei tarocchi. Dei tarocchi. Quanto tempo fa? Anni? Quanti anni fa? 12 anni. 12 anni, 12 12-13 anni fa. Ah. Non l'ho mai lasciato, ho sempre continuato a studiare, ho fatto altri corsi, ho fatto altre cose molto interessanti. Lei l'hai più vista? Ogni Vedi? tanto l'ho vista, ogni tanto, non siamo amiche, ha molti impegni, però le voglio bene e la riconosco sicuramente come maestra, ed è una persona sicuramente straordinaria, importante, sì. Invece tua sorella questa persona la conosceva da quanto? La conosceva da qualche anno, me ne Prima? parlava. Te ne parlava, sì. ma non te l'aveva mai fatta conoscere? No, in realtà aveva provato ad avvicinarmi, perché un giorno era venuto un francese che si chiama Badard, che faceva una mappa, quella cosiddetta mappa dei talenti, Mappa dei talenti. che lei ha fatto, mia sorella l'ha fatto, e io sono andata con lei alla presentazione. A me non è piaciuta questa persona, e quindi gli ho detto: io questo corso non lo faccio. E lei ha cercato di convincermi dicendo che era molto bello, molto interessante, ma evidentemente io ci dovevo arrivare in un altro modo. Quindi lei l'ha fatto e poi mi parlava di queste cose, però non abbiamo mai approfondito. Invece, quando poi lei è mancata, io ho approfondito questo percorso e ho iniziato anche ad approfondire il percorso di astrologia. Ho iniziato con l'astrologia classica e adesso invece ho finito i 3 anni di astrosofia,
che è l'astrologia cosmica lasciata da Rudolf Steiner, che ci ha lasciato un patrimonio enorme anche di cosmologia, e tutto è collegato. La cosa bellissima è che l'antroposofia è legata al linguaggio degli arcani, è legata al linguaggio astrologico, è tutto un corpus unico, donato a chi ha voglia di svegliarsi, a chi ha voglia di capire che la realtà che viviamo non è questa, a chi ha voglia di decriptare il film Matrix in maniera profonda e capire che veramente la realtà è molto altro e che noi in realtà viviamo come in un sogno dal quale possiamo destarci. Però è faticoso. Molto. È faticoso, richiede grande impegno, grande costanza, grande forza di volontà e anche un'attitudine, perché poi non voglio che qualcuno si senta in colpa se non riesce a... puoi andare. Se non riesce a... Sbagliato, ho visto il verdelli, mi ha fregato. Non è neanche giusto colpevolizzare qualcuno che non riesce ad intraprendere questo percorso, semplicemente per il fatto che non siamo tutti nello stesso stato di coscienza o piano di coscienza. Ognuno di noi si trova ad un livello. Mi viene in mente una cosa, perché, vabbè, piccola parentesi, sì. Non ci sentiamo da un bel po', è un peccato, però vabbè, capita che le vite ci prendono tanto e ci fanno perdere un po', però ci non legano. L'importante è sapere che ci siamo. No, ci siamo reciprocamente. Ci ho sempre sentito vicina. Sì, anch'io. Anche quando non sei venuta al mio compleanno, accidenti, che sei stata male, quanto mi sei mancata, porca miseria. Guarda, anche oggi non sto bene, però oggi ho detto no, ci vado. Grazie. Però in quest'ultimo periodo sono tante cose che non ti sto a raccontare adesso, perché sarebbe non appropriato, ma perché alcune cose non le voglio raccontare e te le dico dopo. Sì. Però è successo che ho incominciato ad appassionarmi per caso a un sacco di argomenti abbastanza spirituali. Mi è capitato di vedere un podcast su un medico, non so se lo conosci, Piero Parisetti. Sì, l'ho visto anche l'altro giorno con Fagin e l'ho visto qui a Cagliari, c'era. Non sei venuta a vedere? Sapevo. Sì. No. Ti dico che non mi convince fino in fondo, però l'ho ascoltato con attenzione perché comunque porta cose interessanti, esatto. Però è molto scientifico. Totalmente scientifico. Ecco, ma perché dice, infatti Fagin l'altro giorno per alcuni momenti l'ha stoppato. C'era anche lui, ma perché c'è una conferenza bellissima, sì. Vabbè, e quindi comunque ho iniziato con lui, mi sono preso i libri, li ho presi, li ho letti tutti e due, quindi queste esperienze di morte apparente, di medium, vabbè, lo sai di cosa parla. Sì. Poi da lì sono passato ad altri autori, altri podcast, altri video, altri libri. Quindi la domanda che mi viene adesso, siccome ultimamente ho letto sul risveglio, ma qual è la situazione in cui siamo? O meglio, tu hai detto una cosa, l'hai detto risveglio come parola, no? Certo. Quindi quanto siamo addormentati? Moltissimo. E da cosa è dovuto questo stato di sonno in cui ci troviamo? Ci sono diverse, sai, non è tutto netto, nel senso che noi viviamo in un mondo che un po' è stato anche creato ad arte tantissimi anni fa, secoli fa, attraverso poche famiglie nel mondo che hanno avuto il potere. Ma poi ti dico perché, secondo me, io do sempre visioni mie personali e non mi... Certo, non voglio... Esatto. E questi potentati, si chiamano così, sono riusciti nel corso dei secoli, attraverso il potere dei soldi, a dirigere in qualche modo, a dirigere in qualche modo gli eventi sulla Terra. Quindi è come se attraverso la propaganda, attraverso tantissimi aspetti della nostra vita ci abbiano come chiuso dentro delle gabbie, addirittura dandoci la democrazia, perché la democrazia è un giocattolino che ci hanno dato per farci tenere ancora più
più chiusi dentro queste gabbie. Pensa che da poco ho letto un libro, Propaganda si chiama, che è del nipote di Freud, ovviamente è vissuto tanto tempo fa, che ha iniziato a portare nel mondo la propaganda attraverso, iniziava la TV a prendere piede, i giornali eccetera, e lui ha capito quanto le folle potessero essere manipolate attraverso delle notizie date ad arte, attraverso dei lavori proprio di tipo psicologico. Chi conosce la psiche umana la può manipolare come vuole. Noi siamo esseri manipolati, se manipolabili, se non siamo svegli. Quindi svegli. Il risveglio significa essere presenti a noi stessi. Adesso quello che è accaduto 5 anni fa ormai è stata una prova, un test per tutta la popolazione mondiale, che era un test di risveglio, e in realtà da 5 anni a questa parte molta gente si è risvegliata, tantissime persone hanno capito che anche quella era qualcosa che è arrivata dall'alto. Io non sono pro e contro vaccini, perché schierarmi non mi piace per niente. Io penso che tutto sia possibile quando la consapevolezza di ciascuno di noi è attiva. Allora, se io decido consapevolmente di essere vaccinata o di non esserlo, in quel momento io mi assumo la responsabilità, e allora penso che la scelta sia giusta e sono in pace con me. Ma se sono costretta a fare qualsiasi cosa, e non parlo solo di quello, è ovvio che c'è qualcosa che non torna e che non risuona. E infatti la decisione che ho preso io è stata assolutamente responsabile, convinta, e tutto quello che è accaduto si è messo, come dire, d'accordo, si è accordato per far sì che io vivessi quella realtà che io avevo chiesto per me in quel momento. E questo è stato estremamente interessante, perché ho capito che ogni individuo, avendo la responsabilità di se stesso, è capace di creare il proprio mondo. Chi non crea il proprio mondo, come dice il film Matrix appunto, chi non crea il proprio mondo è perché sta nella pillola blu anziché nella rossa. È in questo che si gioca tutto quanto, e questo per me è molto interessante, perché assumersi la responsabilità è qualcosa che ha a che fare, se vuoi ti dico qualcosa rispetto a Steiner, è qualcosa che ha a che fare con la discesa dell'io nella coscienza umana, perché noi siamo fatti di arti costitutivi, che sono il nostro corpo fisico, quello eterico, astrale, che sono scesi nella nostra individualità nel corso dei millenni, nel corso dell'evoluzione umana. L'ultimo arto costitutivo è l'io, che è quello che ci porta ad avere proprio una coscienza, cioè a sentire proprio la responsabilità individuale di noi stessi. Hai detto un sacco di volte responsabilità. Certo. Anche in un altro episodio che ho girato da poco si è parlato di responsabilità, quindi questo non è un caso. No. Cosa significa per te, o comunque se puoi dare anche un'accezione un po' più globale, quando molti dicono quello deve assumersene la responsabilità, oppure me ne assumo la responsabilità, che sembra una parola normale, cioè tutti la usano, ma poi di fatto cosa significa secondo te, ovviamente? Te lo dico in 2 parole, però poi aggiungo qualcos'altro. In 2 parole è decidere momento per momento cosa fare. Questo è assumersi la responsabilità della propria vita e delle proprie cose. Okay. Ogni momento presente a me stessa io decido cosa devo fare. Ma qual è la conseguenza della tua decisione? La conseguenza è che tu ti crei la tua realtà e che non la lasci creare agli altri. Okay, perché ma ogni realtà volitivo quello, ma è un atto volitivo. Cos'è l'altra parte, l'altra faccia della medaglia? Cioè, se io mi assumo la responsabilità e se succede qualcosa mi sono assunto la responsabilità. Certo. Sto parlando in generale, per astratto. Ti sei assunto la responsabilità di ciò che ti accade, e quindi ciò che accade è legato solo al tuo volere e non al volere degli altri. Se
prendiamo l'esempio del vaccino, ma lo prendo solo per... Se tu non vuoi farlo e ti assumi la responsabilità di non farlo, tutte le azioni che tu compi vanno in quella direzione. E tu però hai preso la decisione che senti giusta per te. Allora lì ti stai assumendo la responsabilità della tua vita. Le conseguenze di questa decisione sono tutte legate alla tua decisione, alla tua responsabilità. Ma se invece lasci che qualcuno decida per te che cosa è giusto e cosa è sbagliato, tu non hai in mano la tua vita, la stai lasciando la tua vita nelle mani di qualcun altro. Adesso voglio fare l'avvocato del diavolo, cioè nella discussione, perché comunque mi ci sono trovato in questi argomenti e ti chiedo, io decido, in questo caso specifico perché si può capire, possono capire tutti, io decido di non fare il vaccino, l'assunzione di responsabilità quale può essere? Che non vado in giro perché potrei essere da un lato... posso ammalarmi, per dire, ma dall'altro lato qual è l'assunzione di responsabilità? Che non faccio le cose che mi impongono, che non posso fare perché non sono vaccinato e le accetto? Sì, accetti tutto quello che comporta la responsabilità che ti sei preso. Quindi l'assunzione di responsabilità vuol dire decido per me e tutte quelle cose che sono legate saranno, come dire, a mio carico. Esatto, però posso farti un esempio, anche lì c'è assunzione di responsabilità e assunzione di responsabilità. C'è gente che per non fare il vaccino si è licenziata. Sì. Quello non è assumersi la responsabilità, quello è ancora una volta lasciare che gli altri decidano per te. Quando tu lasci il tuo lavoro, allora l'assunzione di responsabilità per me che cosa è stata? È stata faticosamente fare un tampone ogni 2 giorni, con la consapevolezza che poteva anche farmi male, ma che era preferibile ad un'imposizione così stretta che io non sopportavo. È stato andare in ufficio tutti i giorni con una guardia armata che mi controllava il coso e che mi metteva in serissima difficoltà anche di fronte ai miei colleghi. È stato non poter uscire per diversi mesi. Esatto. Però tutto questo in una situazione di grande serenità con me stessa e con la consapevolezza profonda di aver preso la decisione giusta, che mi ha fatto alla fine quasi godere di quel momento anziché soffrire. Poi possiamo fare tutte le disamine del mondo, però io mi sono resa conto che una volta che io ho preso proprio quella decisione ed era incarnata in me, non era solo un pensiero, era una decisione presa profondamente, mi sono resa conto che tutto quanto si è accordato per farmi vivere serenamente quella decisione. Ho capito perfettamente. A me Quindi è chiaro. quella è l'assunzione di responsabilità. Accordare, cioè tutto la parola accordare a me piace molto, perché quando tu decidi davvero, l'universo si accorda per farti andare in quella direzione. Quando tu non scegli bene, fai delle cose, io ho amiche che si sono licenziate, che hanno perso il lavoro e che ora hanno serie difficoltà. Lì c'era la paura. La paura non ti può guidare. No. La paura non ti guida, ti fa fare altri errori. Quindi molte delle persone che non si sono vaccinate non si sono vaccinate per paura, esattamente portate per il naso come quelle che si sono vaccinate. Non so se è chiaro, no? Sì, senza un atto consapevole, ma un atto un po' guidato. È sempre inconsapevolezza. È sempre inconsapevolezza. In questo senso bisogna assumersi la responsabilità dichiarando molto a se stessi la scelta che si fa, non facendola prendere così. E in questo però volevo aggiungere una cosa molto importante. Io sono profondamente cristiana, ma non sono cattolica, non sono religiosa, sono cristiana come visione degli insegnamenti del Cristo. E il Cristo ha portato proprio come lezione, perché lui era davvero un maestro, non era... era molto altro, però era un grande maestro dell'umanità, e lui ha insegnato una cosa importante, ad essere individui. Prima l'uomo era dentro le linee di sangue, noi sappiamo, no? Che c'erano i clan, i saggi conducevano il clan, i saggi pensavano per gli altri, decidevano per gli altri.
Una volta che l'io è sceso sulla terra dai piani spirituali e si è incarnato nell'uomo, l'uomo non ha più avuto bisogno dei maestri. Noi oggi siamo ancora assurdamente alla ricerca di maestri. Il nostro maestro stavolta è interiore ed è solo la nostra coscienza, è il nostro io, è il nostro sé superiore che ci guida nella nostra vita. Se noi ci riferiamo solo a lui, troviamo dei grandissimi insegnamenti per le nostre vite. Purtroppo non lo facciamo. Per un sacco di anni ne ho parlato, sembra assurdo che ogni episodio che ho fatto si sta mamma mia, ricollegando. di brutto. Vabbè, poi ho avuto come ospite 2 persone che conosci, quindi incredibile, le vedrai, le ascolterai. Dai, che Sì, bello. sì. Però comunque volevo dirti che per tanto tempo ho fatto ho lavorato, ho fatto l'università, poi ho creato un'impresa nel mio piccolo, Sì. ma ho sempre avuto bisogno, ho sempre ricercato un guru, una persona che mi potesse guidare, darmi una mano, aiutarmi a prendere le decisioni. Spesso mi sono trovato in Sì. situazioni del tipo: sto facendo bene, sto facendo male, sto impiegando bene il mio tempo, sto investendo bene il mio tempo. Arrivati a una certa età, sono arrivato a pensare, a credere che il guru migliore è te stesso. Esatto. Sei tu il guru di te stesso, ma per arrivare a quello ci ho messo un sacco di tempo. Mi sarebbe piaciuto capirlo a 20 anni, a 30 anni. È il lavoro di una vita. È il lavoro di questo. una vita. Quindi, Perché anche quando lo capisci con la testa, ma devi certo, capirlo col cuore. con l'anima proprio. Esatto. Però questa cosa, vedi, mi ci ritrovo e non avevo capito, cioè questa cosa l'ho pensata senza avere un briciolo di spiritualità che magari ora ho di più, cioè l'ho capito a 40 anni, a 45, 50, 40 anni e ho cominciato a dirlo ai ragazzi che venivano a Sei un parlare privilegiato se l'hai capito, perché l'ho la capito, maggior ma parte non l'ho non lo coltivato, capisce. capito? Non l'ho coltivato bene come lo coltivi tu adesso o lo stai coltivando da 20 anni, capito? Perché chiaramente prima lo capisci e prima puoi fare questi percorsi, Sì, questo il è percorso meditativo, spirituale, il percorso che hai fatto tu. Però sai, Fra, anche queste cose devo dire che alcune persone le scoprono e dopo pochi mesi sono già avanti, altre le scoprono e dopo 20 anni non sono ancora arrivati da nessuna parte. L'hanno applicata Quindi bene. anche questa cosa, l'importante è scoprirle, che tu abbia 20, 40, 60. Sono d'accordo. C'è un esempio di uno che mi piace moltissimo e che io invito ciascuno di noi a seguirlo, che si chiama Federico Cimaroli. Federico Mai Cimaroli sentito è un uomo di Cimaroli. 40 anni che ha vissuto una vita totalmente dissoluta, è riminese, si occupava di Mai feste, sentito. di feste, di public relation nelle discoteche, si è drogato a più non posso, ha fatto di tutto, fino ad arrivare a sperperare patrimoni, a rovinare mezza famiglia e lì ad entrare in crisi, perché se non fai la crisi Se non tocchi il non fondo, puoi no. uscirne, e in pochissimo tempo lui è diventato un divulgatore e un veicolo di spiritualità per me molto interessante. Io ne seguo tanti e non seguo nessuno, nel senso che tutti mi piacciono. Anche Lui io, ti dà bravo. dei grandi schiaffoni, ma lui ha una conoscenza dei Vangeli, ma dei simboli che ci sono nei Vangeli stessi, ma non solo, conosce i maestri indiani, conosce tantissima roba, ma tantissima roba in pochissimo tempo. Lui è diventato veramente grandioso. E allora dico, vedi, cioè lui in poco tempo, ma perché? Perché tutto quello che ha vissuto gli serviva per sviluppare, non per sviluppare, per ritrovare quello che doveva portare nel mondo. Un po' l'effetto molla, cadi in basso e poi ti dà una spinta pazzesca. Esatto. Più cadi in basso e più Esatto. magari se hai volontà, se hai interesse, curiosità, Certo. sensibilità, ti dà quella spinta. Io per esempio nella mia vita la vera molla è stata poi la morte di mia sorella, perché sì, ero dentro per tanti anni, ho studiato con lei, ho fatto tutto, era molto mentale e poco spirituale, poco animico. La sua dipartita mi ha aperto come se si fosse squarciato finalmente il velo.
e mi ha aperto tantissimo. È vero, lo stavo maturando, no? Ti sei Però spiegata? Scusami, sì, perché comunque è una domanda che ti voglio fare, anche se magari è sconveniente, non lo so. non c'è nulla di Boh. sconveniente. La morte di tua sorella, come l'hai capita? Cioè, hai capito perché, o perché sì o perché no? Perché poi questa è una domanda che mi faccio spesso anch'io, perché si muore, o quello che c'è dopo la morte, un po' lo sto incominciando a vedere, magari è Sì. una cosa un po' che per alcuni può sembrare una follia, però dalle cose che ho letto e che ho vissuto mi sembra che qualche indicazione ci sia nel dopo, no? L'anima che si Certo. muove, che viaggia. La domanda è relativamente a quello che tu hai vissuto con tua sorella, quindi pensi che c'è un motivo, c'è una ragione, oppure era casualità semplice? Guarda, io per dirla con uno dei miei maestri preferiti che non c'è più ma che ascolto con grandissimo piacere o leggo con grandissimo piacere, Ramana Maharshi, che lui diceva tutto è perfetto così com'è e comunque tutto quello che accade è assolutamente quello che deve accadere in quel momento. Io penso che mia sorella sia stata un'accompagnatrice per me. Sicuramente sono accordi presi in un altro livello di coscienza e di vita anche, dove lei mi doveva accompagnare in questo percorso, e quando il suo percorso di vita è finito mi ha lasciato, ma mi ha lasciato con un patrimonio enorme sia di conoscenze che di saperi, che non sono finiti poi con la sua morte, perché io ho avuto tantissime indicazioni da lei dopo che è mancata, in un linguaggio diverso da quello che possiamo immaginare, ma che è molto reale per chi sa ascoltarlo, e molti insegnamenti mi sono arrivati dopo, come se il nostro rapporto, preso anche dalla realtà materiale, no, e quotidiana, possa essersi raffinato solo dopo che lei è andata dall'altra parte. Quindi sicuramente lei era qui per accompagnarmi e anche io per accompagnare in qualche maniera lei in un altro modo. Secondo te è in qualche altro corpo o aveva già fatto dei percorsi precedenti di altre vite? No, per quello che so, beh sì, io credo nella reincarnazione e quindi sono sicura che noi fossimo già da altre parti, così come sento che lei è davvero la mia anima gemella, nel senso che quel legame penso che sia indissolubile e credo che la ritroverò in un'altra forma, in un'altra vita, la ritroverò senz'altro. Poi quando noi andiamo dall'altra parte, non so se qualcuna prima di me ti ha raccontato il percorso dell'anima. No, l'ho ascoltato in qualche podcast e lo sto leggendo in un libro. Quindi noi in astrosofia studiamo il percorso dell'anima post mortem, che è molto interessante perché facciamo proprio un viaggio attraverso stati di coscienza che ora noi chiamiamo pianeti, perché anche quei pianeti che noi vediamo in cielo sono dei nostri stati di coscienza, e quindi andiamo sulla Luna, poi su Venere, Marte, Giove, eccetera, eccetera, e facciamo un cammino molto lungo. Quando arriviamo su Saturno iniziamo ad avere questa nostalgia del ritorno e quindi siamo pronti per crearci di nuovo il nostro corpo astrale, poi quello eterico, poi quello fisico e poi incarnarci nella famiglia che abbiamo scelto. Tutte scelte che insieme ai nostri angeli, agli arcangeli e tutte le gerarchie noi scegliamo passo passo per ciò che ci aspetta come lavoro nella vita qui sulla Terra. Vita sulla Terra che è una palestra, cioè noi qui veniamo ad imparare, come una scuola. L'ho riscontrato in tante cose. È una scuola dove noi ci portiamo dei compiti per casa e qui veniamo a fare questi compiti. Qual è il tuo compito per casa? Il mio compito per casa è... io penso che sia proprio questo del risveglio spirituale. Per te, ma anche per le persone che tu ami, a cui tu vuoi beh bene. certo, credo che quando... Ecco, questo tema che hai toccato è molto interessante per me, perché quando tu
cambi te stesso, stai cambiando il mondo. Quando io penso che adesso ci sono delle guerre terribili, un genocidio terrificante che sicuramente va stigmatizzato in tutte le maniere, però le persone vanno a fare le manifestazioni pro Gaza, pro quello che vuoi, ma poi magari entrano in famiglia e urlano contro i parenti o si incazzano. Cosa stanno portando per Gaza sulla terra? Nulla. Cioè, sarebbe molto Un meglio che controsenso. stessero in meditazione a portare amore vero nel loro cuore verso quelle persone. Forse così riuscirebbero a cambiare il mondo. Se ognuno di noi facesse questo percorso, il mondo sarebbe già migliore. Cioè, le guerre che noi vediamo fuori sono dentro le nostre anime. Quando noi non avremo più guerre nelle nostre anime, non ci saranno neanche fuori. Questo è un percorso così difficile da spiegare, ma così vero e reale. E le persone però perché non lo capiscono? Perché sono addormentate. Perché sono addormentate, perché hanno preso tutta la pillola blu. Ecco, questa cosa a me è sempre piaciuta del sentirmi non indifeso, inutile per cambiare il mondo in generale, cioè io non posso cambiare il mondo per quella bruttura che è, per quella brutta parte che rappresenta la guerra, la malvagità, la cattiveria, l'avidità, eccetera, eccetera. E forse preferisco nel mio piccolo seguire per esempio lo scopo della mia vita, tra virgolette, cioè aver capito quando avevamo fatto quel gioco col tuo amico comune, Sì. qual era lo scopo della vita, e questa cosa io me la sento risuonare costantemente. E quindi quel mio piccolo, questa cosa che sto facendo per me è lo scopo della mia vita. Certo. Smettere di fare un lavoro che non mi risuonava è lo scopo della mia vita, tornare a casa oppure chiamare i miei figli e mandargli un bacio è lo scopo della mia vita, abbracciare la persona che amo è lo scopo della mia vita, cioè oppure costruire un mobile nel piccolo, però che siano cose belle, cioè cose che risuonano bene con te e che fanno del bene anche indiretto, non diretto, per cui non vado a manifestare perché lo trovo una cosa, non mi appartiene, poi che sia giusto o sbagliata non lo giudico, sicuramente è meglio farlo che non farlo, però non mi risuona, non mi appartiene. Allora se non risuona non sto bene con me stesso, lo faccio perché lo devo fare o perché il fatto è con quale grado di consapevolezza Esatto, vai a manifestare, e tutto lì vedi che si torna sempre chi poi... lo fa con passione, io tra virgolette lo ammiro, lo invidio, lo ammiro, dico quello a lui appartiene, a me non appartiene, lo faccio magari diversamente come hai detto tu, non sto ancora meditando ma tanto ci arriva a quello, ci devo arrivare anche a quello, non l'ho mai fatto, mi incuriosisce farlo, oppure come hai detto tu appunto lo fai perché lo reputi un trasferimento di energia, una propagazione di energia positiva, buona, che magari fa più del bene rispetto a queste azioni qua. Certo. Domanda che mi viene da farti è che ora cambiamo discorso. Cosa sono i tarocchi che fai tanto bene, che mi hai fatto diverse volte? Non tanto che significato, ma qual è il meccanismo oggettivo che hanno dietro i tarocchi? Allora, intanto, nonostante dicano che sono stati inventati in Italia, io non ci credo affatto. Io penso invece, credo fermamente che provengano dall'antico Egitto, ma da un Egitto ancora più antico di quello dei faraoni, diciamo. Sicuramente un linguaggio che si è perso nel corso del tempo, perché quello che è necessario dire è che l'uomo non è stato sempre è pronto a conoscere tutto quello che gli veniva detto, perché le coscienze non erano pronte, quindi alcune cose dovevano passare attraverso i simboli. Questo è anche il motivo per cui è nata la massoneria, che poi può aver deviato, ma anche quello era un percorso simbolico. Era buona? Eh? Era buona un tempo? Era buono un tempo, perché l'uomo non era pronto a conoscere nella propria coscienza determinate cose, ma il simbolo arriva nel subconsciente e quindi l'uomo
E infatti Steiner stesso era un maestro massonico, poi ha abbandonato la massoneria per entrare nell'antroposofia, perché egli stesso disse: adesso tutto può essere svelato, perché l'uomo ha un io cosciente e con quell'io cosciente può capire tutto ciò che gli viene detto. Non ha più bisogno dei simboli. Gli arcani maggiori dei tarocchi, che poi corrispondono esattamente alle 22 lettere ebraiche, sono un percorso iniziatico simbolico, dove ogni simbolo, perché poi guarda, se uno ha la curiosità, è bello andare a leggere la genesi delle parole, delle lettere ebraiche che compongono l'alfabeto, perché si vede benissimo da dove arriva ogni linea, ogni simbolo, ogni parte di quell'arcano, che possiamo definire anche un codice. Sono codici d'ingresso che ci aiutano a capire il mondo. Quindi gli arcani, che poi ovviamente hanno subito delle evoluzioni, non sono altro che un linguaggio iniziatico che accompagnano l'uomo dall'Aleph, che è la prima lettera, e che è il soffio, è l'inizio, quando ancora non c'è nulla, ed è quando Dio dice e luce fu. Quello è il momento dell'Aleph, che è rappresentato dal bagatto, dalla prima lettera, dal primo arcano, dove tutto è in potenza, dove tutto è in potenziale. Poi arriva la dualità, abbiamo appunto la papessa, e ora non te li dico tutti, però in questo percorso ognuno di noi si trova nella sua vita in una parte di quel percorso a seconda di ciò che sta vivendo. Ok, quindi quando tu fai una tirata, come si chiama? È un lancio, sì. Quando tu fai un lancio di carte che vengono fuori casualmente, Io non credo non al è caso, casualità. è sempre la tua coscienza che pesca quei simboli che ti servono in quel momento per decodificare. E ti tiri fuori in quel momento, cioè non è Esatto. un caso che vengono fuori quelli. Esatto. Aiuto. Non è un caso che vengono fuori quelli, ma perché appunto nulla è un caso. Chi li conosce molto bene li sa decodificare e sa quali sono quei simboli e che cosa ti stanno dicendo. Io non faccio divinazione, nel senso che non guardo al futuro, ma ti posso dire cosa stai vivendo in quel momento, e poi guardando cosa stai vivendo in quel momento magari si può capire verso cui tendi, però la divinazione non andrebbe fatta, perché il futuro non è nelle nostre mani, è nelle nostre possibilità. Però c'è una cosa molto interessante, che anche la nostra data di nascita è fatta da numeri. Quindi noi su questo piano incarnato ci portiamo anche i codici dei numeri della nostra nascita, e quelli hanno una valenza fondamentale per noi, perché ci aiutano a capire qual è il nostro compito, quello che si chiama progetto senso. Quindi Progetto senso. senso. Noi attraverso lo studio della mappa numerologica della nostra data di nascita possiamo capire qual è il nostro progetto senso, e possiamo capire anche una cosa ancora più interessante, cioè quando noi ci incarniamo su questo piano portiamo anche degli elementi che appartenevano ai nostri antenati, dai nostri trisnonni, prozii, zii, nonni, genitori, eccetera. Noi ce lo portiamo su questo piano, e alcune cose che loro non hanno risolto siamo chiamati a risolverle noi. Che pizza! Questo fa parte della genealogia. Non è costellazioni familiari. È legato anche alle costellazioni familiari, perché poi puoi costellare quei determinati lavori che devi svolgere, e li puoi portare in costellazione. Ma anche la costellazione non è altro che vedere a livello simbolico quello che devi lavorare, cioè è solo portare su un altro piano. Io te lo posso raccontare anche con le parole, però il simbolo ti arriva più diretto, e quindi è importante per questo. Domanda sempre da avvocato del diavolo: mi hai detto che la data di nascita rappresenta la tua storia? Rappresenta il progetto. E tu hai una data di nascita che è comune. Come la spieghi questo fatto? Certo, allora,
In un lavoro che ho fatto, la data di nascita era uguale. Allora, il progetto Senso, che per me era arrivare alla massima realizzazione del 21, che è uno degli arcani più alti, quindi una realizzazione spirituale, per mia sorella può essere avvenuta attraverso la morte, una massima realizzazione spirituale. Okay. Per me può avvenire invece attraverso lo studio e ancora il lavoro su questo piano. Quindi stesso obiettivo, diverso percorso. Esatto, perché ce ne sono migliaia di persone nate nel mio stesso giorno Che hanno due storie che diverse. hanno storie diverse. Quindi poi ti devo dire una cosa, questa domanda per anni mi ha toccato moltissimo. Davvero? Certo, perché tu ti puoi dare tutte le spiegazioni, ma poi le spiegazioni le devi incarnare, come ho detto prima, dentro di te, altrimenti non ti soddisfano. L'anno scorso ho fatto un percorso numerologico diverso che si chiama mandala tarologico, dove oltre la data di nascita entra in gioco il nome, sempre riportato a numeri, in questo caso i numeri pitagorici. E lì ho trovato proprio la diversità del percorso tra me e mia sorella. Pazzesco. Questa ricerca l'ho fatta anche a livello astrologico, perché anche lì mi chiedevo, ma cavolo, stessa data di nascita, un quarto d'ora di differenza, che cosa cambia? Guardando i pianeti a prima vista mi rendevo conto che tutto era simile. Per un quarto d'ora. Addirittura quando lei è mancata io ero in viaggio, quindi noi abbiamo fatto 2 viaggi differenti, lei verso in un altro stato di coscienza e io invece un viaggio fuori dalla Sardegna, che poi mi ha costretto però a tornare immediatamente, ma ero in viaggio e sono impazzita cercando astrologicamente di capire che perché io non ho lasciato questo piano insieme a lei. E poi ho trovato un pianeta, Giove, che è un pianeta di grande protezione, che in quel momento stava nella mia casa ottava, che poi è la casa della morte, ma è anche la casa della spiritualità e di tante altre cose, mentre lei non aveva quella protezione di Giove. Quindi alla fine scavando, però vedi la sua mancanza come che slancio che mi ha dato anche per fare ricerca in questo senso. Un sacco di domande ti ha fatto venire fuori. Mi ha fatto un sacco di domande, ma mi ha dato anche un sacco di risposte. E per questo la ringrazio tutti i giorni. Certo. Ci ha lavorato tanto. Ma vedi, è sempre lì, torniamo sempre a Matrix e a come si vede la realtà. Io potevo decidere di annullarmi nel dolore, di uscire completamente di testa e farmi ricoverare in una clinica psichiatrica, vivere la mia vita sotto psicofarmaci a causa di questo dolore estremo, oppure prendere in mano la vita con un atto di volontà, assumermi la responsabilità di ciò che mi è accaduto, perché è accaduto a me, e farne qualcosa di bello, perché noi davvero siamo degli artisti e la nostra vita la possiamo rendere artistica, ma dipende da noi. La maggior parte delle persone l'arte nella propria vita non la porta. Zero. Molto La zero. scuola che ho fatto, che è finita, sta finendo, in realtà è finita, ma stiamo continuando, di Astrosofia. Astrosofia? In realtà si chiama Biografia, Astrosofia e Arte Sociale, proprio perché noi possiamo portare l'arte nel sociale, in ogni rapporto che noi abbiamo possiamo farne qualcosa di artistico e di bellissimo, e invece guarda come viviamo. Mamma, grazie per adesso, perché adesso ti faccio una domanda, tagliamo un po', stiamo per raggiungere l'ora, non sembra vero? Wow, già, 50 minuti. Pazzesco. Guarda qua. Allora, questo podcast, video podcast, vodcast, l'ho chiamato, gli ho dato un titolo. È un titolo un po' particolare perché tutti dicono come mai, ma perché, non importa. Io l'ho chiamato A come puntini puntini. Perché io faccio una domanda
secca e ti dico come, che parola ti viene in mente? Con la A. A me viene in mente proprio arte. Ah, che bello. È arte che possiamo portare in ogni momento della nostra vita. Tutto può diventare artistico se lo vogliamo. Tutto. Che Ogni significato parola. ha l'arte? Arte, cosa vuol dire arte? Perché arte fatto con le mani, arte fatto... No. No, arte per me significa riempire qualcosa di bellezza. Bello. E quindi io ogni discorso che faccio lo posso riempire di bellezza. Ogni sguardo che poggio sul mondo lo posso riempire di bellezza. Se guardo con gli occhi dell'arte posso portarla ovunque e quindi posso portarla nelle mie mani, ma non quando dipingo, anche quando lavo i pavimenti. Posso Bello, portarla nel mondo quando accarezzo il mio compagno, quando bacio mia figlia, e tutto può essere arte, tutto può Sia con essere le mani che con la testa, con lo Con spirito. tutto, Hai con detto gli occhi. Bello, con gli occhi, questo mi piace molto, perché Con poi il tutto. concetto di bellezza mi appartiene tantissimo, perché ho cercato cioè cerco di trovarlo ovunque, nelle cose che fai, nelle cose che vedi, molto spesso esco di testa proprio quando vedo il contrario della bellezza, e mi domando perché c'è così poca sensibilità. Sì. La dico brutta, banale, quando vado in campagna e mi vedo i terreni recintati sì. con le Retti, reti sì. reti dei letti, o con lamiere, o con i Sì. cartelli stradali, pubblicitari, cioè quello è proprio, me lo diceva mio babbo mi ricordo che era sensibilissima a questo aspetto. Poi tuo padre era fotografo? No, Fotografo. radiologo. Ah, ma no, aveva l'hobby della fotografia. Certo. Ma l'hai Me vista, lo no? ricordo. No, non l'ho vista io. Sapevo. Non l'ho vista, ma appunto pensando a un fotografo ha anch'io la passione della fotografia, quello sguardo deve essere per forza artistico. Adesso hai citato il mio babbo, io lo sai, ho fatto una mostra fotografica delle foto di mio babbo e ce n'erano 36. Di queste 30 ne ho aggiunto altre tante e ho preso 70 foto e ne ho fatto un libro dove ho raccolto tutte le foto. Wow. E ho messo dei pensieri, ho scritto dei pensieri. Una foto in particolare che ha fatto proprio scattare la molla di fare questo lavoro, io l'ho chiamata Bellezza, ed è la foto, te la faccio vedere dopo, è la foto che babbo faceva, che ha fatto in un paio di versioni ogni volta che nascevano dei nipoti e dei figli. Che bello. Quindi l'ha fatta quando sono nati quattro cugini, cioè mio fratello, mia sorella, mio fratello e poi noi. E c'è questa foto dove c'è mia nonna che tiene in braccio me e mio cugino, nati nel 64, sotto c'è mio fratello e mio cugino, nati nel 61, a fianco ci sono due sorelle nate nel 57 e nel 59 e mia sorella e mia cugina 57 e 59, ed è un capolavoro, quasi un quadro, perché è uno scatto solo, è solo uno scatto. Caspita. E c'è un equilibrio che è quasi un equilibrio pittorico, dove c'è proprio la faccia di mia nonna girata verso sinistra, le facce dei miei cugini verso destra, due applausi, cosa che mi fa venire i brividi. E quello non è poggiare lo sguardo artistico Sì, sulla realtà. Quella è sulla arte vita. ed è bellezza. Esatto. Bellissimo. Una bellezza meravigliosa, e da lì sono partito perché poi ho analizzato tutte le foto di mio babbo, tantissime sono belle, sono ben fatte, sono bilanciate, hanno in sé proprio i criteri pittorici, la visione dei terzi, certo. È meraviglioso. Ecco, la bellezza che dovremmo appunto insegnarla, divulgarla, fare in modo che siamo più sensibili le persone a questo. Averla dentro soprattutto, appunto poggiare sempre lo sguardo artistico sulle cose. A me capita molto, poi non ho tempo per ancora, perché Già ne avrai. non ne avrò,
però per dipingere, anche se mi piace molto, per riportarlo anche Qualsiasi su... cosa, esatto, ti piace Però fare, la fa sì, diventare arte. l'arte, esatto, veramente si esprime ovunque, ma anche per esempio leggendo gli arcani, cioè tu puoi avere un bel linguaggio artistico e puoi essere, puoi portare C'è modo e dei modo quindi di leggere semi. gli arcani. Beh sì, certo. Beh, Dipende. ognuno esprime il suo, perché poi siccome si tratta di interpretarli, quindi non è solo una lettura. Io per esempio ho un'attitudine a vedere negli arcani delle storie karmiche. Karmiche. Sì, da qualche anno è come se leggessi delle storie che appartengono ad un passato molto lontano delle persone e vedo queste cose che appartengono anche a vite precedenti. Non lo so come accade, però sai, ognuno di noi ha dei talenti velati o Ecco, anche questo portati fatto, alla scoprire i luce. talenti delle persone è un bellissimo impegno, una Sì. bellissima missione proprio. Beh, attraverso l'astrosofia e attraverso gli arcani è un lavoro bellissimo sulla persona che vuole conoscere se stessa. E io non li faccio mai a nessuno se non a pochissimi amici, perché non riesco a chiedere soldi e non ho tempo però per farli, Lo cioè fai non pro posso bono. farlo 8 ore al giorno perché Mamma mia. sarebbe troppo e quindi mi sono un po' fermata per capire cosa. Però mi piace lavorare con le persone che vogliono crescere spiritualmente e quindi ci rimango molto male quando alcune volte vengono delle persone che mi chiedono aiuto e poi vogliono sapere se il marito le tradisce, queste cose qui. Allora le io- loro domande allora- dipingono la persona che sono, capito? sì. Per cui E allora quelle cose io non le faccio, non mi interessano, mi interessa piuttosto se uno ha bisogno di aiuto, fare degli altri lavori, portarli in questo percorso di conoscenza che non è neanche facile. Io non liscio il pelo a nessuno, è un lavoro che va fatto quotidianamente, quindi se uno vuol mettersi lo può fare attraverso i tarocchi, lo può fare attraverso la concentrazione o la meditazione o quel che è, però deve seguire un percorso, ma non quello che dico io, ma ci parlo e mi piace misurarmi con persone che sono comunque in un percorso. Se invece vuoi venire per sapere se hai una malattia o se muori domani o queste cose, puoi andare. Non mi interessano, non sono cose per le quali io... che sono divinazioni poi alla fine, no? Sono divinazioni, sono sciocchezze, perché poi gli arcani raccontano tutto e dicono tutto, non è che quello non possono non dirtelo, però non è importante e non è quello che io chiederei agli arcani. Ecco. Ora che sei in pensione, come hai immaginato di passare le tue giornate, i tuoi mesi, i tuoi anni? Quali sono Sai, i la tuoi vita progetti? porta a volte delle situazioni nuove, di novità, che ti sbaragliano, no? Ti mettono, cioè tutto quello che avevi previsto cambia Cambia all'improvviso. completamente, vero? E basta la conoscenza di una persona che Ciao! che ti smuove completamente. In bene, immagino. In però. bene, certo, in bene. Quindi un po' E i quindi tuoi anni sono cambiati beh, in questo momento sì. con questo sorriso. Sono cambiati e spero che, insomma, sicuramente penso che la persona che ho conosciuto abbia molto a che fare con qualche progetto nuovo. Si tratta solo di aspettare che si concretizzi questo disegno, diciamo, però sento che niente arriva a caso se non per farti crescere, per farti andare avanti, e sono sicura che così sarà. E quindi poi che lavori in quest'ambito. Comunque mi piace molto aiutare le persone, diciamo che questa è un po' la mia tendenza, è il mio desiderio più grande, quello di aiutare le persone un po' a trovare
le leve del risveglio, ciascuno per proprio conto, però poi io sai che ho un gruppo di lettura che si riunisce a casa, Sì, mi ricordo. sono molto felice di far parte di questo gruppo, quindi studiamo tutte le settimane, facciamo tante cose belle. Cos'è un gruppo di lettura? Cioè vi incontrate, Sì, leggete i testi di Steiner sono piuttosto complessi. I testi, i libri di Steiner sono piuttosto complessi e richiedono uno sforzo di comprensione. E allora un gruppo, ognuno in questo gruppo porta le sue conoscenze e insieme, per chi ha già fatto, io posso essere avanti perché ho già letto dei libri, un altro può essere avanti perché ha fatto un percorso e insieme decodifichiamo i testi. Facciamo anche tanti lavori proprio. Quest'anno per esempio abbiamo intenzione di iniziare a fare proprio un lavoro ciascuno su di sé, un lavoro più profondo, perché per ora abbiamo studiato, però c'è sempre quel passaggio che deve essere fatto e che deve diventare più incarnato, nel senso che devi iniziare a fare la concentrazione se vuoi essere in questo percorso. Ognuno può essere dove vuole, però se vuoi essere in questo percorso dopo qualche anno è necessario iniziare a passare ad un esoterismo più serio, ad un altro livello. A un altro livello pro. E quindi passeremo a livello pro. Grazie di questa chiacchierata. Grazie a te, è stata molto Salutiamo. piacevole. No, io non mi sono accorta. Non te ne sei per accorta niente. e sono contento. Ciao, alla Ciao. prossima.